Ciao ragazzi, lui è Michele, lei è la bellissima Aika e adesso andiamo a Tartufi. Partiamo? Ciao a tutti, Andiamo. partiamo. Ma dov'è che andiamo esattamente, Michele? È difficile da dire perché sono segreti che non dico neanche la moglie. Ah, ma alla moglie magari non te che lo dici mi ha accaparato i motivi? Se volete campare non chiedete mai a un tartufino dove va a raccogliere i tartufi, è una regola d'oro. Vabbè, andiamo. Comunque il Lessinia, Sì, questo possiamo dire. Lessinia, sì. Quanto ci mette a trovare il primo? Dipende dalle zone, a volte anche 10 secondi, a volte si cammina mezz'ora, un'ora. Adesso ne sta scavando su uno, credo. Andiamo a vedere. Bravissimo. Siamo i più grandi, hai visto? Mamma mia. Come premio io faccio questi che sono carne essiccata e il cuore di bovino, lo taglio a fette e poi lo faccio essiccare nell'essiccatore perché è un prodotto naturale al 100% e al cane piace molto. E poi importante è variare spesso la tipologia di premio per tenere sempre il cane. Un altro ancora? Sì, questo vedi, lo stava un po' rovinando, ci siamo accorti tardi, allora con il vanghetto lo portiamo fuori. Perché ne sono anche ghiotti i cani. Se non stai attento, tendono a mangiarsi, sì. Quella di Michele è una storia molto particolare. Lui non nasce tartufaio, lavorava in una multinazionale fino a pochi anni fa. Poi le cose non sono più andate come avrebbero dovuto andare e lui ha deciso di cambiare radicalmente vita. Ha abbandonato scrivania, computer, lavoro d'ufficio per approdare qui in mezzo ai boschi alla ricerca di tartufi. Com'è stato passare dalla scrivania al bosco? È stato un passaggio per me abbastanza naturale perché in realtà in molte occasioni quando ero in ufficio pensavo stare all'aria aperta, pensavo a una vita diversa e quando si è presentata l'occasione di provarla non ho detto di no, insomma. Adesso ti sta dando da vivere questo lavoro? Ma sinceramente non ancora in maniera completa, però io sto provando con tutto il mio impegno a fare in modo che questa attività possa svilupparsi in futuro. Bisogna rispettare il terreno ogni volta che si raccoglie? Sempre è fondamentale chiudere le buche per il corretto mantenimento della zona tartufigena e perché continui a produrre negli anni. Occorre sempre rispettare, insomma, le piante e la natura. Dov'è che si trovano? Cioè, a parte la localizzazione geografica, ho capito che non te la devo chiedere, Certo. ma esistono delle location, vero, naturali dove si possono trovare? Esistono ci vuole innanzitutto un terreno adatto e poi esistono. Vieni. Lascia. La macchina da guerra? Brava, Aika. La macchina da guerra? Eccola. Laika. E dicevamo esistono dei terreni adatti e soprattutto sono importanti le piante simbionti che possono essere per esempio il carpino, può essere il tiglio, può essere il faggio, può essere Rovere, quercia. rovere, quercia, esatto, quercia sono uno dei migliori. Brava. Vai. Fino a che profondità riescono a sentirli? Cani molto ben addestrati sul tartufo bianco, che è quello che cresce più in profondità, arriva anche a una buca di 1 metro e quindi occorre anche diverso tempo anche per noi. Scavare una buca così profonda richiede anche più di mezz'ora. Enorme! Ci sono anche questi in questa stagione, l'uncinato è di queste pezzature, molto bello. Questo l'ha scavato là a 15 metri, ce l'ha portato. Ma c'è sempre questa abbondanza, Michele. Magari ci fosse sempre questa abbondanza. Il più delle volte è necessario camminare diverse ore o mezze giornate e se non si trova la zona giusta con una buona produzione sotto, Certo.
si è fatto un bel giretto, diciamo. Bisogna conoscere i posti, ma bisogna anche avere un po' di fortuna, possiamo dirlo? Sicuramente arrivare per primi nella zona, perché ormai la concorrenza è spietata. Il Veneto è una terra ricca di tartufi, Michele. Il Veneto sì, è una terra molto ricca di tartufi e soprattutto in Veneto sono presenti tutte e 9 le specie di tartufo, e quindi sia il tartufo bianco, che esistono 2 specie, sia il tartufo nero, che esistono 7 specie, e quindi è possibile andare a tartufi praticamente tutti i 12 mesi dell'anno, alternando le zone di raccolta ai vari mesi. E la Lessinia è particolarmente ricca? La Lessinia è particolarmente ricca, sì, come zona, e è magari poco conosciuta, poco famosa rispetto ad altre dove ci sono delle fiere di settore che sono più, appunto, che portano più turismo e più conoscenza. Però stiamo lavorando anche per questo. Senti il profumo di un tartufo appena cavato. Profumo incredibile. Certo. Ma e dopo questi tartufi? Questi per esempio li porto dal mio amico Erwin, Massimago, nel mio paese, perché lui sa come cucinarli e sa davvero valorizzare il nostro prodotto, che è un prodotto di eccellenza. E tu lo fai apprezzare anche a chi viene qui con te? Certo, sì, durante le mie uscite, appunto come esperienza per il tartufo, facciamo questa caccia al tartufo e dopo c'è una degustazione, diciamo, con i tartufi appena cavati. Dalla terra proprio al piatto, la fragranza della Lessinia, grazie a Michele e ad Aika che è ancora in giro. Certo, sta ancora cercando, è Non vero. vedo più i fiammi, Michele. Ciao ragazzi, È dura, viva i tartufi. Viva i tartufi. Sì.